L'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta fa il punto sulla situazione del calciomercato nero-azzurro. Mercato, si parla di Ashley Young e Politano, 2 giocatori. In questo momento le voci sono tante, è inutile che io mi pronunci su questo o quel nome, siamo tutti operativi e basta, questi ragazzi sono andati via. Però molto più no che sì, ci è sembrato di capire, sia per Young che per Politano. A livello generale sapete benissimo, no? Quello che succede oggi succede stasera e viceversa, quindi fiduciosi che qualcosa faremo, perché è giusto che facciamo qualcosa, perché per noi è un momento importante, quindi vogliamo continuare la nostra strada. È uno degli obiettivi. Eriksen? Ma vi state muovendo per queste settimane o colpi degli ultimi secondi del 31 gennaio? Comunque, sapete benissimo, no? Che questo mercato che poi si conclude, diciamo, nelle cose più importanti alla fine di gennaio, però stiamo lavorando, ma per alzare il livello qualitativo del nostro gruppo bisogna ovviamente centrare degli obiettivi importanti e questo significa avere grandi difficoltà. Sospiro di sollievo in casa Roma. Nicolò Zaniolo è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà disponibile per la gara di campionato contro la Juventus, in programma domenica sera all'Olimpico. Il centrocampista ha tenuto in ansia il tecnico Paolo Fonseca a causa di un ginocchio gonfio, ma il riposo e il lavoro individuale sono serviti per farlo guarire. Regolarmente in gruppo Fazio, assenti invece per le terapie Santon, Kluivert, Mkhitaryan e Pastore. In dubbio anche Leonardo Spinazzola a causa di una sindrome influenzale. Le parole del presidente della Lazio Claudio Lotito in occasione della festa per i 120 anni del club. Quello di proseguire in questo percorso, sicuramente di essere un punto di riferimento per i giovani come Lazio, non solo come Lazio Calcio, come famiglia Lazio, e di raggiungere tutti i traguardi migliori possibili, non solo sul campo ma anche nella vita. C'è anche lo scudetto tra questi traguardi? Noi giochiamo, per quello che riguarda la Lazio Calcio, giochiamo una partita alla volta, quindi partita dopo partita, sulla base di quello che riusciremo a dimostrare sul campo, speriamo di dare il massimo e di ottenere il massimo. Al termine della partita di Coppa di Francia vinta dal Paris Saint-Germain per 6-1 sul Saint-Étienne, Mauro Icardi, autore di una tripletta, ha parlato del suo futuro. L'Argentina è soltanto in prestito al club campione di Francia, il cartellino di proprietà dell'Inter, e in Italia si parla di un interessamento della Juventus, ma lui alla stampa transalpina assicura che non gli dispiacerebbe prolungare l'esperienza parigina. Con il club non abbiamo ancora parlato, ha dichiarato in zona mista, ma di sicuro qui sto molto bene. Ci sono ancora 4-5 mesi prima della fine del campionato. Poi a maggio, quando tutto sarà finito, ne parleremo, ma se dovessi restare qui ne sarei felice.